Era il 4 novembre del 1918, data storica che segna la fine della Prima Guerra Mondiale con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti. Il primo grande conflitto di entità globale che ha visto coinvolte nazioni del vecchio continente, fra le quali anche l'Italia. Si celebra oggi, infatti, la giornata delle forze armate. Un evento che ha segnato molte generazioni e che ha visto in prima linea tanti giovani, alcuni anche giovanissimi. Basti pensare ai ragazzi del 99 che hanno combattuto per l'amata patria, ampiamente encomiata tempo addietro da Mameli con il suo inno. Il cuore della celebrazione è a Roma, dove stamane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 9:30 ha deposto una corona d'alloro al secello del milite ignoto all'altare della patria a Piazza Venezia. Agrigento non è stata da meno. Stamattina a Villa Bonfiglio una celebrazione molto sentita in presenza delle più alte cariche istituzionali locali, tra le quali il tenente colonnello dei Carabinieri Giovanni Pellegrino, il colonnello della Guardia di Finanza Pietro Maggio, il questore Maurizio Riemma e dulcis in fundo il prefetto Nicola Diomede. L'evento è stato allietato dalla banda musicale del liceo scientifico Ettore Majorana di Agrigento. Sono state consegnate anche alcune onorificenze all'ordine e al merito della Repubblica Italiana, tra i fregiati Salvatore Fugà e Gaetano Mosche. Oggi festa dell'unità nazionale e giornata delle forze dell'ordine, celebrazione anche ad Agrigento stamane. Celebrazione ad Agrigento come in tutti i capoluoghi di provincia, ma anche in molti comuni della provincia di Agrigento. Infatti alcuni sindaci mi hanno anche scritto, non hanno potuto partecipare a questa cerimonia che è di carattere provinciale proprio perché nei vari comuni si tenevano altrettante celebrazioni. Unità nazionale, forze armate, ma trago spunto dal messaggio del Presidente della Repubblica. Ha ricordato come nell'ambito della Prima Guerra Mondiale ci sia stata il tracollo, la disfatta questa di Caporetto. È stato un momento difficile per le sorti della guerra, per le sorti anche del concetto dell'Italia che andava ulteriormente unendosi, però proprio da quel momento di grande difficoltà vi è stata poi la vittoria definitiva, il risultato raggiunto. Ecco, uno dei messaggi è sicuramente questo: ci sono delle difficoltà, ma il popolo italiano, ognuno di noi ha sempre dimostrato che nelle situazioni di difficoltà poi alla fine si riesce a dare il meglio in termini di solidarietà e in termini di convivenza. Oggi è una festa che unisce tutto il popolo italiano e quindi io rappresento la Polizia di Stato che è stata presente nello schieramento anche nel rendere gli onori ai caduti della Grande Guerra, nel ricordo della fine di quella guerra che ha comportato milioni di sofferenze, tanti morti e tanti feriti. E ognuno di noi ha in famiglia avuto insomma, un caduto o un ferito. Io ho avuto mio nonno grande invalido nella guerra perché ha combattuto sul Piave. Oggi è una giornata di festa, è bello vedere tanti giovani, vedere una splendida scuola che ci ha allietato con dei canti, con l'Inno d'Italia, con l'Inno alla Gioia, con un brano della Vita Bella, anche con un brano di John Lennon. Quindi motivo più in alto di stare insieme a tutti quanti e poter avere un momento anche di riflessione su quello che è stata la Grande Guerra. Smile.